ma ad Iglesias, dove i sardi lavorano nelle miniere. Non ho visto più gioia, né rominio. Ho visto il nulla della fatica quotidiana, fatica che serve a un tozzo di pane e tozzo di pane che serve alla fatica, come di schiavi in una cava cartaginese. Visitando la fonderia era con tetra disperazione che diavoli nudi sino alla cintola rimescolavano dentro i calderoni del piombo liquido. Uno ha sollevato su di noi il suo cucchiaione colmo di una gelatina rovente e per un attimo ho sentito passare nell'aria tutta la sua voglia d'inferno di farlo frullare e inzaccherarci nella faccia. Abbiamo visitato anche un pozzo. Discendendo, le gallerie traversate in corsa dall'ascensore ci sparavano sulla testa e al fondo scorreva un'acqua impetuosa. Abbiamo girato con quei lucignoli portati a braccio teso nell'acre notte dei sotterranei. Sottili travi nelle coltivazioni sostengono le volte. Un misterioso carrello sospinto dall'aldilà rotola sul binario e a tratti sode un calpestio furibondo, come d'un cavallo sepolto vivo. Ma il suono alpestre dell'acqua evocava uno sbocco favoloso a una sorgente sopra un declivio d'erba.